Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG, ritorniamo a seguire notizie ed eventi dal Friuli Venezia Giulia. È stata inaugurata proprio questa mattina alla presenza del CEO Ryanair Eddie Wilson la nuova base Ryanair a Trieste Airport. Erano già stati presentati 7 nuovi voli per il 2024, Berlino, Parigi, Cracovia, Siviglia, Brindisi, Budapest e Olbia, e ne andiamo a parlare subito insieme a Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair, e Marco Consalvo, CEO di Trieste. Ne ritorniamo a parlare tra pochissimo e ci spostiamo invece a Monfalcone, dove è stata inaugurata anche verrà inaugurata proprio domani il nuovo appuntamento con Monfalcone in fiore. Dal 24 al 28 aprile ritorna la mostra mercato dedicata ai fiori, accoglienza nel centro cittadino con selezionatissimi produttori proprio provenienti da tutta Italia che proporranno fiori, piante e oggettistica per l'abbellimento e la cura di giardini e di balconi. Ne andiamo a parlare ora insieme ai protagonisti che ci presentano direttamente questo nuovo appuntamento. Il presidente di Asso Fiori Italia, Alessandro Muzzina, il presidente Stefano Ambrosini e Fulvio Pin dell'associazione Solidarietà e Vita ODV. Monfalcone in fiore dal 24 al 28 aprile, un'iniziativa con 17 espositori provenienti da gran parte d'Italia, vasto assortimento di piante aromatiche, da frutta, per l'orto e fiori per balconi e giardini. Durante la manifestazione ci sarà anche la premiazione di balconi fioriti e delle vetrine dei pubblici esercizi. Sì, buongiorno a tutti. Quest'anno all'interno della manifestazione Monfalcone in fiore ci sarà la camminata ludico-motoria aperta a tutti, con partenza il giorno 24 alle ore 15 da Piazza della Repubblica, dove basterà presentarsi al gazebo dove troverete scritto Solidarietà e Vita. Il percorso di quest'anno verterà il passaggio della trincea Gioffre e la visita alla Grotta Vergine, solo per chi avrà portato con sé una pila, in quanto dentro c'è buio assoluto. Sarà un altro bellissimo appuntamento dedicato anche alla solidarietà per la stanza rosa dell'ospedale, come ricordato anche dai protagonisti di questo appuntamento. Ci rispostiamo direttamente a Trieste Airport. Come vi dicevo, è stata presentata anche la nuova base Ryanair. Buongiorno a tutti, Mauro Bolla, Country Manager Ryanair. Oggi è una giornata importante, oggi abbiamo ufficialmente aperto la base di Ryanair di Trieste, è una base game changer 8002, quindi avremo una nuova macchina basata qui, porteranno l'aeroporto di Trieste quest'estate ad avere la stagione migliore di sempre, una stagione divisa appunto tra 10 destinazioni internazionali e 8 domestiche. Abbiamo fatto l'inaugurazione della nuova base Ryanair, siamo estremamente contenti, erano voli già annunciati, ma insomma fare l'inaugurazione della base insieme all'amministratore delegato, ci manca il Monaco che avevamo come prodotto storico, questo cercheremo di risolverlo, stiamo parlando con Lufthansa, ma poi ci mancano Parigi, Istanbul, Amsterdam, quindi la nostra strategia è molto chiara, noi vogliamo connettere il Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo tramite i principali hub europei e costruire una rete molto ramificata di destinazioni, soprattutto per l'incoming turistico con Ryanair. Sport, turismo, inclusione sociale, ambiente, arte e cultura. Questi sono gli ingredienti della terza edizione della Trieste Spring Run, giornata clou domenica 5 maggio con 4 diverse gare. Ne parliamo insieme al presidente di Trieste Atletica Pompeo Tria, Luciana De Mori per Acegas APS Amga, Adriano Kovacic per la banca ZKB e il presidente di SIO e General Manager di Tal, Alessio Lilli. Come è possibile partecipare? A conclusione del percorso di iscrizione alla gara potrete rispondere a piccole domande ad un divertente quiz sulla raccolta differenziata che rimane il nostro obiettivo più importante per la città. A valle di questo quiz avrete un piccolo tassello che andrete a riporre in un pannello col quale con il contributo di tutti riusciremo a dare colore e vita. Bene, siamo qui nel Porto Vecchio, in questa, come si dice, splendida cornice per presentare la nuova Trieste Spring Run 2024 con tutte le sue sfaccettature, dalla mezza maratona alla 21K alla bavisella tradizionale, ma anche alla mezza maratona dei roller, sui rollerblades, sui pattini a rotelle. E con il loro volontariato, che non ha nessun altro fino che quello di dare un contributo agli atleti e alla città di Trieste. Beh, come ZKB siamo molto contenti di sponsorizzare questa importantissima manifestazione per Trieste, una manifestazione che incarna i valori che ci sono molto vicini, l'inclusione, lo sport, il divertimento e lo stare insieme.
Chiudiamo ancora con la cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia. Ce ne parla anche in questa intervista il presidente Oliviero Drigani. Allora, un'inaugurazione che diventa importante quest'anno perché coincide con una svolta nelle regole della giustizia tributaria, è intervenuto un articolato provvedimento normativo per cui adesso dobbiamo garantire con una qualità di giurisdizione la effettiva tutela del cittadino davanti all'erario, ma anche la tutela degli interessi erariali, perché sappiamo che l'obbligo di assolvere le imposte è un dovere fondamentale statuito dalla Costituzione, l'articolo 2. È tutto quindi per il nostro appuntamento con Info FVG. Continuate a seguirci per le notizie dal Friuli Venezia Giulia insieme a eventi e novità.